Va bene? Guarda, attento Tito, Guarda bene. Abracadabra, 1, 2, 3, 4 e non c'è più il fazzoletto. Ciao a tutti! Ciao Marco! C'è Maneghi! La fortuna del mago! Allora, Tito, siamo pronti per la terza tempesta, quindi adesso partiamo da qui, canticchiate perché è il vostro, piano, però piano. non aggressivi, No, lo piano, canticchiate piano. anche perché siete già potenti da vedere così, perché ci si gira a guardarvi, quindi comunque siete comunque sempre i marinai della nostra tempesta shakespeariana che girano per la città, siete sempre loro, state girando per l'isola, c'è sempre una situazione di stranamento, solo che stavolta avete una caratteristica diversa, nel senso che nella prima avete la tempesta, l'avete vissuta proprio a rialto, nella seconda eravate intontiti, eravate attratti dai personaggi dell'isola, quindi da Miranda e Ferdinand, da Calibano e Ariele, e eravate con Matteo che non capivate bene dove eravate stanchi. Stavolta invece siete presi dal demone di Calibano, quindi Calibano vi ha fatto diventare tutti degli esseri mostruosi, quindi andiamo con lui tutti in plotone, aluetta, arriviamo, noi andiamo tutti di là e ci andiamo a posizionare. Quindi voi con grande calma intanto andate dai gondolieri, tanto non partite subitissimo. Martina, Monica, ci vedete che mettiamo un secondo ogni altri a fare il ponte e andare di là. Un attimo, ci vedete, insomma. Quando siete in gondola canticchiate, la Roberta, la Chiara e Calibano stanno come delle statue. A me basta che ci portiamo a casa l'impatto che arrivate dal mare. Cioè arrivate in barca, arrivate con le gondole, simbolo della città, i gondolieri simbolo della città. Voi, la tempesta noi la scateniamo alle 12 davanti alla chiesa e davanti alla chiesa diventiamo galline. Questo è il passaggio di questi fantasmi tempestosi shakespeariani che passano in giro per la città. Tanto ormai Venezia è abituata alla vostra presenza, che se la natura è essa in questi atti tempestosi. Quindi fa un segno. Quando lui fa questo, voi siete distribuiti in giro dappertutto. È il segnale anche per la Chiara e per la Roberta per partire. Tu incroci le braccia, la Chiara parte, ok? La Chiara parte e dice la prima regola. A quel punto, se voi non avete già un cliente, correte a prendervelo, ok? Il primo che passa. Finché lei dice la regola, tanto sapete che c'è il margine suo e della Roberta della regola, per cui casomai gliela improvvisate in inglese, se non riuscite a improvvisarla in italiano, cioè tutto a braccio. Però che vadano piano. Dovete prendere i turisti, queste sono regole. performance pensate per tutte, per tutti, è una riflessione su chi la città la vive e chi la città la viene ad abitare, a visitare, ok? Sul finale dell'ultimo giro, in qualche maniera anche tu Chiara puoi fare un cenno chiaro come fa Matteo, cioè puoi mettere per terra il megafono per esempio e chiudere le mani, mettiamo questa cosa che mi piace un po' incazzata, e anche la Roby fa la stessa cosa ed è un chiaro segnale per, come dire, io ho compiuto il mio, è un chiaro segnale per Calibano Claudia che attacca, ci fa tutto il monologo originale della tempesta di Shakespeare, fa tutto il suo pezzo, lo fa con tutto il suo essere mostruoso come lei sa fare, fa il pezzo della tempesta di Shakespeare, finisce quello, siamo lì attorno e a quel punto però tu gli dai ancora più dignità a questo cerchio che non deve essere a manina, perché per l'essere che siete non potete essere manina, siete gallinacci, ok? Vi fate tutto l'alouette, come abbiamo detto con la Betty facciamo un alouette intero, un giro di ritornello che è lancio dei soldi. Via! Tutti insieme, Pronti? anche tu! Uno, Anche tu, Tito! 2, 3. Merda, merda, merda! Vai. Alouette, je te plumerai. Alouette, je te plumerai. Et les coups. Et les coups. Alouette, jette l'alouette. Alouette, je te plumerai. Le calli di Venezia sono strette. Per piacere vieni da destra e non fermarti sui ponti. Traffic problems. Streets in Venice are narrow. Mezzi di trasporto. Quando usi il vaporetto, deponi a terra il tuo zaino. Non bloccare l'entrata e l'uscita e i punti delle valigie dei luoghi indicati dal personale di bordo. Venezia non è diversa dalle altre città. Dopo le ore 23 rispetta il riposo dei cittadini e limita
Ascolta i rumori. Venice is not different from the other cities. After 11 p.m., respect the peace of its citizens and limit noise. Pigeons ruin the artistic beauties of Venice and carry diseases. Se vuoi riposarti su una panchina dove sei e consumare un pranzo al sacco, trovi panchine pubbliche dove sei, i monumenti, le scalinate delle chiese, i ponti, i pozzi, le rive dei canali non sono aree picnic. From the churches, bridges, wells, and the sides of the canals are not picnic areas. Nearest bins, where are they? And do not throw cigarettes or chewing gum on the ground or in the water. Non è consentito girare a Venezia in costume da bagno o a torso nudo. Clothing, it is not allowed to go around Venice in a swimsuit or topless, not to swim or dive in the canals. In caso di acqua alta, ci sono percorsi alternativi. Utilizza le passerelle mantenendo la destra senza fermarti. High tide. In case of high illegal trade, if you buy products from illegal vendors, you endanger your own health and you commit a crime. Only in the dedicated areas. Mezzi di trasporto. Quando usi il vaporetto, Means of transportation. When you get on board of the water bus, put your rucksack down. Venezia non è diversa dalle altre città. Dopo le 23 rispetta il riposo dei cittadini. Sai i rumori. Respect the peace of its citizens and limit noise. Clothing. It is not allowed to walk around Venice in a swimsuit or topless, not to swim or dive in the canals. Acqua alta. Le calli di Venezia sono strette. Per piacere tieni la destra e non fermarti sui ponti. Se compri prodotti da venditori abusivi, rischi la tua salute e commetti un reato. Mezzi di trasporto. Quando usi il vaporetto, deponi a terra il tuo zaino. Non bloccare l'entrata e l'uscita e riponi le valigie nei luoghi indicati dal personale di bordo. I colombi rovinano le bellezze artistiche di Venezia e sono portatori di malattie. Per piacere non dar loro da mangiare. Macchine pubbliche, dove sei? I monumenti, le scalinate delle chiese, i ponti, i pozzi, le rive dei canali non sono aree picnic. Usa le aree verdi attrezzate, o in acqua, campi, monticoli, tenda o sciaricando. Trash. Né tuffarsi o bagnarsi nei canali. Clothing. It is not allowed to walk around Venice in a swimsuit or topless. Per piacere, deposita in quei piccoli rifiuti un cestino piccino dove devi posizionare a terra o in acqua e non si può Trash. Throw your small trash in the nearest bin. È mia quest'isola e tu me l'hai rubata. Quando giungesti qui per la prima volta nell'isola mi accogliesti benevolo e grandi parole amorevoli mi dicesti. Mi davi da bere un'acqua ove spremevi bacche e mi segnavi il nome della gran luce e dell'altra più piccola che il giorno e la notte rischiarano. Allora io ti amavo e cercavo di mostrarti i pregi di quest'isola, le fresche sorgive, le saline, i terreni opulenti, anche quelli sterili,
Maledetto sei io per il fatto così! E le Marie di Sicolax, le vespe, i rospi e i pipistrelli si abbattono su di voi, poiché io sono il solo vostro suddito. E prima ero sovrano di me stesso. E mi date come cuccia quella roccia e l'intera isola mi togliete. Alouette, j'aime l'alouette. Alouette, je te plumerai. Alouette, je te l'alouette. Alouette, je te plumerai. Alouette, je te l'alouette. Alouette, je te plumerai. Alouette, je te l'alouette. Alouette, je te plumerai. Alouette.